uccelli, tra le foglie canterò. Dammi le tue mani, fanne trama coi miei rami, lega un filo a un desiderio e adesso non pensarci più. C'è il tronco al tronco, non temere la tempesta della notte, sono forte, fatti tana dentro me, il tuo sangue è linfa, la mia linfa, le tue vene, siamo soli, non conviene star lontani come sei. Avete visto questo video splendido di Erika Boschiero che sabato era dal Papa, ma avete visto proprio le immagini, le persone, l'importanza di esserci, aspettare ore e ore e ore per vedere il pontefice, per sperare di sentire delle parole buone, degli esempi buoni. Ecco, questa è la speranza che hanno tantissime persone, avete visto tantissimi giovani e soprattutto la voglia veramente di partecipare, di sentire queste parole in questo periodo veramente incredibile, veramente un periodo che fa molto riflettere. Io ogni giorno penso se i grandi della terra invece di pensare alle armi pensassero veramente al bene dell'umanità, forse sarebbe meglio. Detto questo però, chi c'era anche da Papa Francesco? C'era anche il presidente del CONI Venete, Dino Ponco, che abbiamo oggi l'onore di avere ospite. Eccolo qua, buongiorno Presidente. Buongiorno signora Grazie. Mirella, buongiorno a tutti. E saluto anche Alessandro Esposito, Federazione Italiana Judo, Lotta Karate e Arti Marziali, che è collegato con noi. Grazie Esposito di essere qui anche a lei. Vedi in compagnia di chi l'ho messa questa mattina
Ecco, per capire come siamo presi queste Olimpiadi, questo sport, i giovani, le famiglie, i costi, iniziamo da Dino Ponchio. Cosa ci racconta? Intanto com'è andata del Papa? Ore e ore di attesa, il Papa non arrivava mai. Bellissimo, bellissimo, ma come si dice sempre anche nei viaggi è bello il tragitto e quindi noi siamo stati pazientemente 4 ore ad aspettare, poi abbiamo avuto la soddisfazione di essere benedetti dal Papa. Io spero molto che questa benedizione cada su di me, sulla mia famiglia e sullo sport in particolare. Cos'è che l'ha colpita di più di Papa Francesco, Presidente? Lei che è acuto, vede lontano. Ma quello che apprezzo non tanto in quell'occasione perché era stanco, ho visto che era stanco, anche l'omelia è stata sintetica, insomma, basata sullo Spirito Santo, ecco, mi viene anche il ricordo, ma mi piace la freschezza del pensiero di una persona di una certa età. Lui ha un pensiero fresco, agile, attuale, e quindi apprezzo anche che in Vaticano si sia istituzionalizzato lo sport. C'è una associazione sportiva, polisportiva in Vaticano, che si è affiliata addirittura al CIO, che è coordinata dal mio grande amico il generale Parrinello, e quindi lo sport è entrato anche in Vaticano. Perciò, oltre che nella Costituzione nel 2023, certo, importantissimo, è entrato anche nel Vaticano. Allora andiamo a vedere proprio questo video, Giornata Nazionale dello Sport del Presidente Dino Ponchio. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. Giornata nazionale dello sport declinata nel Veneto in tutte le province, Padova designata sede di quella regionale, Prato della Valle, emblema della città ma anche diciamo dell'Italia si può dire, perché è la piazza più significativa e più grande d'Italia. Sono contento che sia ospitata qui la Giornata nazionale dello sport con nell'arco di tutta la giornata con circa 3.000 ragazzi, è l'occasione anche per dare riscontro alle società che hanno aderito ai progetti CONI, segnatamente i centri CONI, dove consegneremo materiale sportivo e varie altro materiale, sempre sportivo. Mi piace ricordare che in questa occasione abbiamo anche l'aiuto che ci arriva dal CONI centrale attraverso Herbalife, che ci ha dotato di attrezzature per svolgere al meglio questa giornata. Allora io vorrei un commento invece di Alessandro Esposito su questa Giornata Nazionale dello Sport. Noi abbiamo visto tanti giovani, dicono che i giovani non ci sono, basta andarli a vedere e a trovare dove sono, partecipano con le famiglie. Ecco, cosa vuol dire per lei, Esposito, questa Giornata Nazionale dello Sport? Prego. Guardi, innanzitutto buongiorno a tutti quanti, prima non ho avuto l'occasione di salutare. Io devo dire che è un'occasione meravigliosa. Qui a Treviso, io sono di Treviso, per tanti anni abbiamo fatto la giornata dello sport ed è stata una manifestazione veramente eccezionale. Dopo per varie vicissitudini non è più stata fatta con le dimensioni con cui veniva fatta precedentemente, però il mio ricordo è un ricordo veramente eccezionale, un momento di aggregazione, un momento anche di presentazione delle varie opportunità sportive e motorie che la nostra città offriva, ma che comunque poi diciamo rappresentano quello che sono le opportunità sportive che vengono proposte chiaramente in tutte le città con le varie associazioni sportive. C'è veramente un movimento molto importante qui nel Veneto, almeno per il mio sentore, e chiaramente essendo un operatore sportivo non posso che riconoscere nello sport diciamo una comunicazione di benefici, un conferimento di benefici che troppo innumerevoli, ecco, in un momento molto difficile, come è stato sottolineato prima, anche della gioventù. Si sente che nelle città, anche nelle città più piccole come la nostra, sta diventando un problema quello
dei giovani di, diciamo, non avere un indirizzo strutturato, preciso, come può essere quello che viene conferito da una pratica sportiva costante e continuativa. Vedi Esposito, facciamo una parentesi però su quello che ha detto, perché è giusto anche parlarne. Il problema è che purtroppo anche la politica è entrata nello sport, questo lo dico io, non lo dite voi, nel senso che se tu appartieni a un certo giro politico, qualsiasi cosa che tu fai hai la visibilità. Tu puoi fare le più belle cose, le cose più importanti, ma non sei nel giro giusto politico, non ti viene nessuno. Questa è la verità sacrosanta che io dico non solo stamattina, ma lo dico da tanti anni, e non può funzionare così, perché lo sport dovrebbe essere a parte della politica. Lo sport è sport e quando c'è qualcosa di buono tutti devono partecipare, indipendentemente del colore politico. Prego Esposito, poi sentiamo il presidente Ponchio. Le sue sono parole sacrosante. Io non voglio dire la mia opinione perché non sono un politico, quindi rischierei di dire cose, di dire cose sbagliate. Io sono un operatore, io faccio judo e quindi mi definisco un uomo di tatami. Io seguo i bambini, cerco di farlo al meglio, dai bambini agli agonisti, e mi occupo di questo. Devo dire sì, mi tappo il naso se qualche volta vedo qualche cosa che, come dice lei, purtroppo nemmeno io condivido. È vero, la politica è entrata fortemente nello sport, però credo che sia anche giusto che ci sia una governance. Comunque credo che sia importante che ci siano anche dei dirigenti, una linea di condotta. Sì, io preferirei che la palla fosse sempre in mano agli atleti, a chi, diciamo, lavora quotidianamente sul campo per conquistarsi uno spazio, per raggiungere un obiettivo, piuttosto che, diciamo, in altre mani. Ecco, io mi limito a dire questo. Io, per altre cose, sono il rappresentante di una disciplina sportiva così detta minore nemmeno tanto, perché quest'anno alle Olimpiadi la FILCAM porterà una squadra numerosissima, eccezionale. Praticamente hanno qualificato un atleta per ogni categoria di peso, una cosa che non è mai successa nei recenti mondiali, di cui nessuno ha parlato chiaramente. L'Italia ha fatto una campionessa mondiale, Nodal Giuffrida, che ha già vinto 2 medaglie olimpiche, ha fatto 2 argenti mondiali con 2 ragazze che sono papabili per una medaglia olimpica, ha fatto terza con la squadra nel team event, perché è una gara, oltre alle gare individuali fanno anche le gare a squadre, per cui l'Italia è fortissima, è una squadra fortissima. Sì, e chiaramente non se ne parla così tanto rispetto ad altre discipline che chiaramente hanno... Ha fatto bene a dirlo Esposito, bisogna anche iniziare a parlarne, perché non è mica che si fa polemica, si dice quello che si vede, quello che si sente e quello che qualcuno dovrebbe fare, invece di appoggiare sempre i soliti noti. Allora sentiamo Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal presidente Ponchio. Vai Rinaldo. Quello che si vede, quello che si sente e quello che qualcuno dovrebbe fare. Rinaldo? Niente, sento la televisione. Mirella. Eccolo qua. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto il judo, lo sport in generale, è una cosa che aiuta a levare i ragazzi dalle strade. Il judo poi è un sport meraviglioso. Amico mio figlio è da 58 anni, 50 anni che fa sport. Adesso è quarto down, non mi ricordo neanche altro, è maestro e poi va a fare. Magari il suo lavoro e lo fa solo che per passione. Però impara intanto a avere un sistema anche fuori di vivere tranquilli. In sport, impararia sport, come si dice, cattivi che metti in uso a forza. E invece non è vero, il sport che apprende anche a vivere fuori diventa più educati, più bravi. Va bene, io stato, il CONI dovrei dare, che non adesso mi interessa più, perché medaglie di italiani e ora insieme di mezzo, aiutare il paese, le paese di judo, di tanta roba, i ragazzi e quindi dei ragazzi, e quello che ciappa il maestro, non riesce neanche a pagare spese, io faccio solo che per passione, e il maestro lo sa benissimo. Bisogna dare una mano a loro, non
a farsi vedere bravi con chi che tappa milioni come qui del calcio, è forte un minore che fa tutti, credo c'è da dargli la mano. Grazie Rinaldo, chiudiamo perché sennò non ce la faccio, ho tanti ospiti anche questa mattina. Allora, Presidente Ponchio, ringraziamo Rinaldo perché giustamente bisogna supportare le attività minori, quelli che hanno bisogno di ossigeno. Com'è la situazione, Presidente? Allora, contesto subito le minori, anche se accennato anche dal maestro di judo Esposito, non ci sono attività minori, sono al limite meno ampie, meno grosse, ma hanno tutte pari dignità. Questa è una cosa che diciamo da sempre, ma politica e sport. Cerco di limitarmi, perché chi mi conosce e legge le mie newsletter sa che attacco violentemente su questo argomento. Dico questo: la politica che ha deciso e doveva occuparsi di sport, e potrebbe essere anche stato interessante se si occupava di sport, invece la politica ha occupato lo sport e questo non è accettabile. La politica che doveva occuparsi di sport educativo, formativo in particolare, il primo ministro dello sport in Italia, la prima cosa che doveva fare era l'attività motoria istituzionalizzata nelle scuole primarie e elementari. Non c'è ancora. Hanno sbandierato che l'hanno fatta, hanno fatto solo quarta e quinta. L'anno prossimo sembra che scendano alla terza. Io ho cominciato a insegnare nel 69-70 educazione fisica, e già si parlava che l'anno dopo si sarebbe fatta ginnastica, educazione fisica alle elementari. Ecco, stiamo ancora aspettando. Quello doveva fare la politica, non occuparsi dello sport istituzionalizzato, quello delle federazioni, quello organizzato, quello dei tesserati. Quello dei tesserati era governato, c'era una governance di tutte le federazioni, le discipline associate, enti di promozione sportiva, che in grado di badare a se stesse. Invece hanno voluto reggimentare lo sport organizzato con questa legge di riforma dello sport che ha messo lo sport in riformatorio. In teoria regolamentato il lavoro sportivo, no, ha penalizzato le società, le piccole società, che grazie a questa nefanda, irricevibile legge che abbiamo emendato, fatta cambiare una, 10, 100, 1000 volte urlando come ho fatto io e tanti altri, adesso questa legge è in teoria applicabile, perché è meno penalizzante dal punto di vista dei costi della legge, previsti dalla legge, ma i costi fissi, che vuol dire andare dal notaio per cambiare gli statuti, andare dal commercialista per la gestione amministrativa, andare dal consulente del lavoro per i libri paga, questi costi fissi rischiano di far chiudere le piccole società. Questo non doveva fare la politica. Questo, e quando il ministro Abodi, che è venuto a Venezia, parla di tutto lo scibile dello sport a 360 gradi, ma non dice una parola per lo sport organizzato, non va bene. Va benissimo che parli dello sport nelle carceri, lo sport sacro della disabilità, dei territori in difficoltà, di tutto quello che vuole, dei parchi, della terza età, del salutismo, ma non può permettersi di non parlare dei 6-12 milioni di tesserati. Allora, Presidente Ponchio, però questo ha sempre un'origine, e l'origine è quella che sotto le elezioni, perché questa è la verità, guarda caso la politica si accorge dello sport, sia per quanto riguarda i diversamente agili, per quanto riguarda i non dotati, e inizia a fare iniezioni di denaro, perché così è avvenuto. Lo so per cosa certa, perciò non è che me l'ha raccontato il Presidente Ponchio, sapete che io riesco, grazie anche alla televisione, ad avere queste notizie. All'improvviso si squarcia il cielo e arrivano i milioni che il Presidente Ponchio da anni, qui davanti alle telecamere, diceva anche alla nostra Regione Veneto: dateci, perché siamo la regione che ha meno contributi di tutti. All'improvviso si è squarciato il cielo, ma guarda caso sotto le elezioni. Allora voi capite perché ragiono così,
perché noi saremo anche stanchi di capire che qualcuno interessa solo il voto e non lo sport e non il diversamente agile e non il normodotato che veramente ha dei problemi con le società perché ci sono dei costi importanti da sostenere. Allora io vorrei chiedere proprio a Esposito, ma qualcuno ci sarà pure, e io ho molta fiducia nei giovani Esposito, tanto è vero che da un pezzo che dico che forse dovremmo dare il voto ai sedicenni, oltre a dare il patentino che li mettiamo sulla strada e li responsabilizziamo, forse è tempo anche di farli votare. Qualcuno mi ha detto, ma non sono preparati, perché è preparato il trentenne, il quarantenne, il sessantenne, cioè vorrei che me lo spiegassero, perché io ho molta fiducia nei giovani, io ho questa sensazione che se riusciremo a cambiare questo modo di vivere sarà anche merito loro, che è quello che si mettono la faccia, che scendono nelle piazze anche per noi, per salvaguardare l'ambiente e soprattutto credono nelle discipline, nello sport specialmente. Ne abbiamo tantissime, però come dice Esposito non li facciamo vedere. No, ma come facciamo vedere questa ragazza che ha vinto tutte queste medaglie? Ma chi se ne frega? Dobbiamo far vedere il campione del calcio che magari ne combina di tutti i colori. Sì, quello è notizia, ci mancherebbe. Prego Esposito. Sì, io tra le altre cose ho sempre sostenuto anche in ambito dirigenziale il ricambio generazionale, cioè è fondamentale per me poter dar spazio ai giovani, perché i giovani, oltre a portare nuove idee e tante altre cose, entusiasmo, comunque sento un ritorno. Sì, è vero, si sente male. Okay. Allora facciamo così Esposito, perché voglio sentire veramente bene quello che dice. Allora andiamo a vedere questo video, campionati italiani judo del 2022, per vedere cosa è cambiato. Andiamo a sentire e intanto vediamo di mettere a posto l'audio, se ci riusciamo. Allora, campionati. Abbiamo Ines da Grantorto. Ciao Ines. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno.
Ecco, io volevo segnalarvi, no, so che aiuta tante persone, e noi qua nel paese di Ventotto siamo 5.000 abitanti. Non abbiamo medici. È stata fatta una riunione mercoledì sera che per 2 o 3 mesi noi restiamo senza medici. Abbiamo 2 medici e restiamo senza anche di quelli. E allora, spero perché sono anche un po' emozionata. Tranquilla. E allora vorrei, se lei potesse aiutarmi, perché il dottor Zaia ha detto che il Veneto è l'eccellenza della sanità. E invece non è niente vero. Perché noi siamo senza medici qua. E quando hai bisogno di una ricetta, di una impegnativa per fare una mammografia o qualcosa, ti mandano a Padova, in cui è il mondo. E qua sono dovuto andare a reclamare e loro mi hanno trovato posto. Se reclami, vai là, batti i pugni, ti danno il posto. Sono no. Ho 83 anni e l'altra sera la riunione che è stata fatta per i medici, il sindaco ci ha risposto che dobbiamo andare a Carmignano. A Carmignano da Ventotto sono 7 chilometri e giustamente noi ci sentiamo non tutelati, insomma, ecco. Se lei potesse fare qualcosa... Io la bacchetta magica in questo non ce l'ho. Certo che abbiamo un'eccellenza, è la sanità privata, più eccellenza di quello. Paghi, dopo 3 secondi hai quello che vuoi e certo che abbiamo un'eccellenza. Allora, grazie Ines. Ti darò un numero per vedere se riusciamo a capire qualcosa, perché un numero ce l'ho da darti, però devi chiamare questo numero e loro ti daranno le risposte. Comunque è giusto che hai fatto anche tu, ecco, questa riflessione a voce alta con la telefonata, perché tempo che qualcuno intervenga, specialmente su queste persone diversamente giovani che veramente meritano di essere ascoltate, di avere i servizi che devono avere, visto le tasse che pagano, poveretti. Allora, detto questo, torniamo da Alessandro Esposito. Allora, Esposito, ci eravamo interrotti un po' perché l'audio non era buono. Prego, riproviamo a riprendere il discorso. Prego. Sì, allora stavo dicendo che io da parecchio tempo, anche in ambito dirigenziale, così in ambito del comitato regionale, ho proposto questa idea di fare una scuola per dirigenti giovani. Cioè, io credo molto nei giovani, ma i giovani, oltre a portare, come dicevo prima, entusiasmo, nuove idee e tante altre cose, rappresentano il futuro, perché comunque noi a un certo punto dovremo fermarci per forza di cose. E se non cerchiamo di coinvolgerli, di farli sentire protagonisti, autonomi e tante altre cose, rischiamo che tutte le cose di cui ci stiamo occupando oggi vengano meno. Cioè, io lo vedo sia in ambito sociale, cioè quindi in ambiti molto piccoli, come in ambiti più grandi, come può essere un comitato regionale. C'è la necessità di cambiare un po' anche punto di vista, cioè bisogna insomma essere più collaborativi, più propositivi, bisogna insomma guardare al bene delle cose, cioè alla realizzazione del motivo per cui oggi ci diamo da fare noi per appunto raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti, perché altrimenti dopo di noi non sarà più possibile raggiungerne alcuno. E questo sarebbe un nostro... proprio queste, Esposito, il dopo di noi. È il dopo di noi, però adesso andiamo in pubblicità. Siamo con Dino Ponchio, presidente CONI Veneto, Comitato Olimpico Nazionale Italiana, Alessandro Esposito, coordinatore tecnico regionale Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali. Stiamo parlando di sport, stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di costi, ma io trovo inaccettabile, lo dico qui davanti alle telecamere, Presidente, che anche il calcio, scuole di calcio a pagamento. Cioè qua è tutto a pagamento, ma se io non ho la possibilità di pagare, dove mando il mio ragazzo e magari i miei 2 bambini? Centri estivi a pagamento, qui si paga tutto. Com'è la situazione del suo osservatorio, Presidente Ponchio? Pagare è una parola grossa. Le società
piccole, medie, ma anche quelle strutturate, ben strutturate, hanno costi e questi costi vanno sostenuti. Gli sponsor privati non ci sono più, il pubblico è sparito, quindi il vero sponsor dello sport italiano, come dico sempre, non è lo Stato, non è la Regione, non sono i comuni, sono le famiglie che versano una quota mensile per far fare sport ai ragazzi. E questo è ineluttabile. Le quote sono bassissime, sono rimborsi. Il problema è che questa legge di cui dicevo prima ha fatto lievitare questi costi del 30%, con il rischio che le società per sopravvivere scarichino questi o chiudono o scaricano questi costi sul vero sponsor dello sport italiano, che sono le famiglie, come dicevo. E il rischio maggiore è che le famiglie non ce la facciano, le famiglie con 1, 2, 3 figli, far fare sport a 3 figli diventi impossibile dal punto di vista del sostegno economico e che diventi fare sport una questione di censo come era negli anni 60. Non sia mai, dico sempre. A questo punto, visto che lo Stato, il governo a Bodi dice, ministro, anche mio amico, che la legge non si cambia più, allora questo è il momento di essere aiutati. Lo sport è in Costituzione, questo è il momento di aiutare lo sport, perché i costi non vengano scaricati sull'utente finale, che sono i ragazzi e le famiglie. Ma però mi consenta, signora Mirella, se no facciamo sempre tinte fosche. Io vorrei parlare anche della giornata nazionale dello sport di domenica 2 giugno. Che abbiamo visto? Sì, abbiamo visto l'edizione dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo una... la locandina è questa, in tutte le province facciamo una, secondo questo calendario che naturalmente non si vede, in tutte le province facciamo la giornata nazionale dello sport. Per Treviso è collocata a Conegliano, allo Zoppas Arena, ma a Padova, che è quella regionale, è al Prato della Valle. Questa è la locandina del Prato della Valle, in tutte le province sarà collocata. E a Padova avremo circa 2000. Questo? Domenica mattina dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19 ci saranno a Padova anche la prima uscita ufficiale delle mascotte della Olimpiade Milano Cortina, che saranno a disposizione di tutti per stare insieme, giocare, fare fotografie e concludo dicendo che questa giornata nazionale dello sport sarà preceduta sabato a Padova, ma non solo, ma in questo caso a Padova, da un convegno in Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, quindi una sede prestigiosa, sulla applicazione della legge del lavoro sportivo, perché vogliamo, e questa è la 24esima incontro che fa la scuola regionale dello sport del CONI per aiutare i dirigenti a difendersi dall'aggressione di questa legge, per capire come comportarsi e per cercare di districarsi nella marea infinita di norme e codicilli che prevede questa legge. Quindi cerchiamo di fare anche formazione e informazione per le società sportive, per i dirigenti, proprio per aiutarli in questo momento molto difficile, ma, e concludo, lo sport ha in sé degli anticorpi, una forza, un DNA così valido che sarà in grado di bypassare anche questa contingenza, questa dell'applicazione di questa legge, perché lo sport è forte, lo sport è fatto di persone serie, è fatto di migliaia di dirigenti, tecnici, insegnanti, allenatori, 160.000 in Italia e in Veneto, 13.000 società, 650.000 tesserati che sono una forza, sono un popolo che merita rispetto ed esige di essere aiutato. Sentiamo come commenta Alessandro Esposito, ecco, queste giornate importantissime, è il Festival dello Sport, per far capire l'importanza dello sport. Prego Esposito. Allora, innanzitutto vorrei sottoscrivere in tutti i modi le parole del Presidente, perché ha detto parole veramente sacrosante, perché io mi occupo un po' di tutto, chiaramente la mia realtà è poi sociale, io faccio anche
all'interno della mia struttura sportiva il dirigente, per cui proprio parole sacrosante. E voglio anche approfittare per dire che il Veneto ospiterà il 9 giugno a Jesolo, l'8 e il 9 giugno a Jesolo, i campionati italiani assoluti di judo, che sono una bella manifestazione, la manifestazione principale in Italia, e poi ospiterà la domenica i campionati italiani under 15. Insomma, il Veneto al top, diciamo, come impegno nell'organizzazione di manifestazioni sportive. Per quanto riguarda la giornata dello sport, io ribadisco quello che ho detto all'inizio, sono occasioni fenomenali. Qualche anno fa si faceva su tutte le piazze di tutti i comuni con una manifestazione forse un po' più complicata, però io ribadisco, era veramente un momento eccezionale, venivano fatte a settembre. Io ho provato anche a chiedere in comune, perché c'era il CONI, ma anche i comuni che intervenivano, e io ho provato a chiedere se c'è l'occasione di rifare una cosa del genere, perché guardate, erano veramente dei momenti eccezionali di aggregazione, di ritrovo. C'erano tutti i bambini poi a settembre, no, prima dell'inizio delle scuole, che giravano da uno stand all'altro. Veramente un momento bellissimo. Allora, e credo che sarà Esposito, anche comunque... ti do io una notizia. Noi faremo questo, è già il terzo anno che lo facciamo. Si chiama Sport Senza Barriere ed è il 15 di settembre all'Ippodromo di Treviso in occasione del Gran Premio Città di Treviso di Ippica. Perciò capisce, Esposito, qual è il problema? Che finché siamo divisi, come dice il Presidente, non riusciamo a fare rete, non riusciamo a capire che l'unione fa la forza, perché io sono più bravo di te. E la politica sa benissimo questo, perché abbiamo i campanili, li abbiamo nello sport, nella politica, l'abbiamo dappertutto. Noi siamo i campanili e finché noi continueremo a ragionare come campanili, noi non arriveremo da nessuna parte, perché non è la giornata in sé, sono le giornate, come dice Esposito, che faranno grande lo sport. Tante cose messe assieme, ma nel momento che tu fai quella che dobbiamo tutti quanti fare rete, riunirci, non ci siamo mai. Non ci siamo mai perché, come ha detto Esposito, qualcosa va storto e non si ripete. Noi invece teniamo duro, Sport Senza Barriere tiene duro. Siete invitati tutti quanti, c'è il Presidente perché è organizzata col CONI, col CIP, con l'ULS, siamo dentro tutti, perciò vediamo se riusciamo quest'anno, il 15 settembre, visto che oggi è l'ultima giornata di maggio, Presidente Ponchi, a organizzare sto Sport Senza Barriere, che vuol dire tutto, perché le barriere sono a 360 gradi. Prego, Presidente. Bene, mi piace sentire così motivata e carica la signora Mirella, come sempre è una, come si può dire, un'accusa, merito che molti danno anche a me, perché quando sento gli argomenti cerco di dare quello che posso, il massimo. E il massimo lo daremo come persona, ma soprattutto come CONI, lo daremo anche per la giornata di settembre all'Ippodromo di Treviso, lo daremo come CONI, lo daremo con l'aiuto delle federazioni, lo daremo con l'aiuto in particolare delle associazioni sportive, che saranno sicuramente sensibilizzate e sensibili. Per quanto riguarda la sfera della scuola è fuori ambito CONI, ma troveremo il modo di agganciare, sensibilizzare anche il mondo della scuola, che è sempre un po' difficile, urticante, un po' con qualche difficoltà di approccio, ma bisogna insistere, e trovando diciamo i contatti giusti sono sicuro che risponderà anche il mondo della scuola a un tema così sensibile come lo sport senza barriere. Anche perché noi abbiamo sentito questi giovani, queste ragazze proprio mercoledì 22 maggio a questo convegno che abbiamo fatto all'Ippodromo di Sant'Artemio. Allora andiamo proprio a sentire questo intervento di Raffaella Buzeol, prima parte, ma sono le ragazze che parlano, prima e seconda parte. Andiamo a sentire. Allora, iniziamo proprio con Emma. Tanti sportivi, tante discipline, tutti sanno tutto, ma voi cosa ne pensate? Prego.
Buonasera a tutti. Io pratico karate dalla terza elementare e mi ha insegnato molte cose, soprattutto la disciplina comunque e come comportarmi in certi ambienti che diciamo è utile magari a oggigiorno e aiuta anche fisicamente comunque. E come scuola, Emma, cosa vuoi dire? La scuola secondo te supporta, aiuta? Magari tu non lo sai, ma hai questa voglia anche di fare qualcosa. Come ti trovi? Personalmente la mia scuola si adopera molto per i ragazzi e anche per educazione fisica mi trovo bene con i miei professori e ci tengono comunque che noi ragazzi abbiamo delle ore a disposizione sia per il fisico comunque che per sfogarci, ecco, per non stare seduti ad ascoltare e basta. Di tutte le persone che hai ascoltato questa sera, cos'è che ti ha intrigato di più? Quella che ha proprio cercato di attirare la tua attenzione, cos'è stato? Sicuramente l'evento in generale, ma comunque anche il concetto di forza e di andare avanti nonostante magari qualsiasi impedimento e andare avanti. Buonasera a tutti quanti, a me ha attirato molto sentire come le persone nonostante le difficoltà si rialzano e vanno avanti, perché mi sono ritrovata molto in questo, perché anche io nonostante delle difficoltà cerco di andare avanti, non mi fermo mai. E un'altra cosa che volevo chiederti, secondo te la scuola, ecco la tua scuola o la scuola in generale, come la vedi da ragazza? Beh, allora, lo sport naturalmente. Allora, parlo per la mia scuola. Allora, facciamo qualche attività come giornate tipo dove giochiamo a basket, a pallavolo, a calcio, ma non c'è quell'integrità, quell'unione che c'è nello sport come vedo da altre parti. Cioè io vedo anche in altre scuole che lo sport unisce i ragazzi, qui invece no. Quindi bisogna vedere anche di unire i ragazzi sotto questo punto di vista. Perciò tu ci stai dicendo che se vogliamo possiamo fare tanta strada con voi, però dobbiamo venirvi a prendere per mano perché da soli se no non ci arrivate e voi ci state aspettando o sbaglio? Beh, allora, siamo nei giovani che dobbiamo muoverci, però ci sono i giovani che non vogliono, almeno da come li conosco io non c'è interesse. Bisognerebbe, come posso dire, coinvolgerli, fargli trovare la voglia di poter praticare lo sport. Ma secondo te, se noi li facciamo diventare protagonisti, perché loro vogliono questo, vogliono essere loro i protagonisti, non vogliono sempre che ci sia qualcuno che è protagonista, anche sbagliando, secondo te potremmo? Allora, io chiederei proprio a Esposito, abbiamo sentito questi ragazzi che mi piace sempre ascoltare. Io non devo essere, dico sempre Esposito, fortunata a essere in quella scuola o avere quegli insegnanti o quei dirigenti. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto come studente, come ragazzo. E lo sport, fare sport è un mio diritto che dovrebbe essere all'interno di tutte le scuole. Avete sentito i pareri diversi, una più fortunata, una meno fortunata. Prego Esposito, come commenta quello che ha sentito da queste due ragazze? Lo sport sì, è di tutti, per cui dovrebbe essere maggiormente sostenuto. In verità sì, adesso anche con la nuova legge qualcosa si sta muovendo poco. Io sono fiducioso, voglio essere sempre ottimista. Le scuole hanno peccato parecchio, soprattutto quelle, diciamo, le primarie, cioè le scuole elementari, proprio nel conferimento di opportunità e per cui, diciamo, molti aspetti sono stati, diciamo, coperti dalle società sportive, dalle associazioni sportive, dalle società sportive.
Mi auguro che in futuro sempre di più sia dato spazio alle laureati in scienze motorie, per soprattutto il conferimento di quelle che sono le basi della motorietà. E mi auguro che ci sia, come dicevamo, come abbiamo detto in tutta questa bellissima trasmissione che abbiamo fatto, una collaborazione generale tra tutti i vari enti, perché sono tutti necessari e fondamentali per una costruzione, diciamo, del movimento sportivo che comunque in Italia funziona bene, dai, adesso non diciamo solo cose negative. Ma che ancora di più possa intervenire proprio sull'educazione alla motorità e anche alla scelta sportiva, perché c'è anche questo discorso qui, che è molto importante far capire ai ragazzi quanto, perché al di là degli aspetti, diciamo, neurologici, dei benefici della pratica motoria, anche quanto sia bello, quante opportunità possa dare lo sport. Si gira assieme, si sta insieme, si vedono posti, si conoscono persone, cioè insomma. Io sono uno sponsor dello sport. Lo sport è allegria e vuol dire socializzare ed è fondamentale, con questa solitudine specialmente che avvolge una morsa terribile sia i diversamente giovani che i giovani. Basta vedere i suicidi che ci sono e poi non parliamo di femminicidi, ne parleremo dopo. Allora grazie veramente al nostro Alessandro Esposito, coordinatore tecnico regionale Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali. Però andiamo a vedere, perché il presidente Ponchio, oltre a fare il presidente, scrive anche libri. Guardiamo la locandina e la foto del libro che ha scritto e che ha presentato il presidente Ponchio. Questa vena artistica, presidente, da dove nasce? Sempre naturalmente con lo sport. Eccolo qua, vediamo la presentazione del libro, prego. Ma no, una vena artistica. Mi sono chiesto, siccome tra l'altro Esposito è un tecnico, io nella mia prima vita ho fatto il tecnico, l'allenatore, ho avuto la fortuna di partecipare a 5 Olimpiadi, che non sono poche, ho allenato qualche atleta che è arrivato a medaglie alle Olimpiadi, quindi, però quella è la prima vita che mi stavo dimenticando, per cui 2, 3, 4 anni fa ho detto perché. Non mi ricordo più Seul 88, cosa c'era, chi non c'era, Bourdin ha vinto, sì, era lì, non era lì. Ho cominciato a mettere giù qualche flash e ho visto che a mano che mettevo giù un episodio me ne si aprivano alla mente altri 100, 200, 1000, li ho riordinati e ho messo giù un libro che sinceramente era troppo grosso, perché si intitola intanto? Si intitola, il titolo l'ho fatto io e a me piace molto, Accadrà, ... ieri, perché la vita è così, ti aspetti qualcosa che succeda e ora che ti apri gli occhi è già successa, è già passata, e quindi a me è passata un bel pezzo di vita, sono arrivato a non dico neanche quanti anni, che mi spaventa, 78, e ho cominciato dalla mia gioventù, proprio del mio paesello dove sono nato, per arrivare però poi a parlare dei grandi personaggi che ho avuto occasione di incontrare, da Carl Lewis a Mennea a Bolt, ma per dire qualcuno, insomma, dell'atletica naturalmente, perché quello era il mio sport, e li ho messo giù degli aneddoti, dei ricordi, ma sul filo dell'ironia, perché tutto il libro è permeato da un po' di... è un gioco, è un grande gioco. Bene, ringraziamo anche Dino Ponchio, presidente CONI Veneto, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di essere stato con noi. Ancora grazie a Alessandro Esposito. Pubblicità. Io partirei proprio con questo video, prima di presentare gli ospiti, e capirete il perché. Questo video: Colle, Tombolin, Perin, Zanchetta, e poi vi presento gli ospiti. Dal Colle della Tombola, Tombolin, e qui abbiamo sotto un panorama sul Piave, a Ponte Priula. Ecco, vediamo i Ponti Priula, e lì si va a Treviso. Qui abbiamo sotto Col Fosco,
E qui siamo sul colle di San Daniele. E qui la campana che prima suonava a mezzogiorno, come vedete la scritta della chiesetta che è rimasta dell'ex castello di Sofia di Colfosco, e questo è il rudere della chiesa, e qui tutto attorno c'era il castello che è stato demolito, ha sportato le pietre. Questo è quello che è rimasto del castello. Ne sono susseguiti scavi per le varie tombe. E questa è rimasta una breccia delle mura. Ecco, qui sono rimaste delle tombe della chiesa e gli spalti delle mura che si aveva la vista verso Colfosco. Ecco dove era il castello di Sofia. Qui siamo alla chiesa di San Daniele. Che suona mezzogiorno. Ma quanto belli siamo! E il problema è conservare questa bellezza, non calpestarla, non cementificarla, ma mi sembra che qualcuno stia andando da un'altra parte. Ne parleremo con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Tarcisio Zanchetta, presidente gruppo archeologico del Montello, assieme a Michele Boato, portavoce Associazione Ambiente Bene Comune. Non a caso. Allora, io partirei proprio da Boato. Qualcuno vi accusa di essere sempre con i no, di essere degli ambientalisti che sanno solo dire no, che forse non riuscite a capire invece che qualche volta bisogna anche dire sì in certe situazioni di disagio territoriale che bisogna cementificare. Questo cemento che ha distrutto il nostro territorio, siamo la regione più cementificata d'Italia e questo fa molto male. Io vi ho lasciato guardare questo video bellissimo fatto da Salvi Perin e da Zanchetta per far capire anche la delicatezza, la fragilità del nostro territorio. La vediamo in questi giorni, quei nubifragi, non sono bombe d'acqua, non si chiamano bombe d'acqua, si chiamano nubifragi, bisogna anche dire le parole corrette. E dove l'uomo si ostina ancora a non voler capire la politica, che è questa, che deve intervenire con fragilità, perché siamo fragilissimi. Boato, prego. Il Veneto è la seconda, perché la Lombardia sta ancora peggio del Veneto, regione cementificata, però la velocità di peggioramento invece è la prima. Cioè la Lombardia si è un attimo frenata, il Veneto continua imperterrito e ha anche questa legge regionale fatta una decina di anni fa che ha 26 deroghe per cui alla fine
i conti della cementificazione neanche si riescono a fare. Per esempio, tutta la pedemontana non è cementificazione, perché si tolgono dai conti della cementificazione le opere pubbliche e tutta una serie di altre cose, sono tantissime. Il problema è la popolazione, perché ogni piccola parte della popolazione ha un piccolo vantaggio su quella cementificazione. Può essere il padrone del supermercato, allora è piccolissima, ma può essere anche una zona che vuole un bel parcheggio. Se noi non ci mettiamo con l'ottica della regione generale, dell'ambiente, non ne usciamo. Noi dobbiamo dire, attenzione, il Veneto di 50 anni fa era molto più bello, e non meno povero, perché 50 anni fa era già finita l'epoca della povertà, stiamo parlando degli anni 70, molto più bello di quello che è oggi. Per esempio, tutta la periferia di Mestre è tutta circondata da ipermercati, ma abbiamo bisogno veramente di 12 ipermercati nella stessa zona, è una cosa impressionante. L'ultimo lì per Lando è enorme, no? Ha un territorio enorme, ma poi tutti gli altri che conosciamo, insomma, inutile fare i nomi. Allora, ma veramente abbiamo tutti questi soldi da buttare via per andare tutti a comprare? Faccio un esempio solo, no? La povertà che c'è sotto banco, che non si esprime ma che c'è, avete visto le statistiche anche di questi giorni, e deve essere combattuta proprio da creazione di cose che utili, da lavori, ma non da buttar via territorio e risorse. E questo vale anche per la collina, il discorso del Prosecco. Va bene il Prosecco, ma non possiamo arrivare all'eccesso, non possiamo arrivare a distruggere colline per terrazzare. Abbiamo visto cosa è successo a Refrontolo, sta arrivando anche in Alpago addirittura questo dilagare. Va bene, c'è il dio denaro, il dio Skei, va bene, ho capito, ma c'è anche un bene comune. Allora è compito della politica, e qui faccio il passo più difficile, mettere un limite a queste cose, indirizzarle. In città ancora di più, perché in città veramente la questione del verde diventa, d'estate, lo vedremo fra un mese, diventa fondamentale. Non si può tagliare come è successo ultimamente in tanti comuni, anche qui non voglio fare i nomi, ma troppi comuni. Sto parlando della provincia di Venezia perché è quella che conosco, però potrei fare una lista. Non si può tagliare per 1000 motivi, qualche volta addirittura anche per la pista ciclabile. Io che sono un ciclista che amo le piste ciclabili, non si può mettere in contraddizione l'albero, il platano con la pista ciclabile. Devi trovare il modo di farle convivere queste cose. Sentiamo anche come commenta Tarcisio Zanchetta, presidente gruppo archeologico del Montello. Allora Zanchetta, cosa dice, visto quello che abbiamo visto, le parole di Boato? Guardi, c'è un scrittore importante che è vissuto verso la metà del 1800 nel Montello. Era professore all'Università di Padova e lui, con cui io avevo cominciato il libro, ha scritto questa frase: in mezzo alla mala avventura ho il conforto di studiare, scrivere e di pensare al mio Colfosco, che l'aria odorosa ed elastica di questo paesetto, dai graziosi querceti e dai dolci declivi, mi richiama al cuore con una notevole somiglianza. Ecco, con queste parole Alessandro Saccardo nel 1874 comincia il suo romanzo su Colfosco. Cioè, noi abbiamo perso, secondo me, proprio la congettura del paesaggio. Abbiamo perso la memoria di quello che era un paradiso. Adesso stiamo barcamenandosi come un labirinto senza trovare la strada di uscirne. Ecco. Oddio, io qua farei una parentesi. Non è proprio che non troviamo la strada, è che non la vogliono farcela vedere la strada. Sì. Allora lasciano che questi alberi nascondano questi viottoli bellissimi, questi fiumi meravigliosi che non riusciamo più a vedere se ci sono o non ci sono. Poi a un certo momento la natura arriva a boato
e arriva talmente impetuosa, abbiamo visto ieri sera delle immagini incredibili, cosa riesce a spostare l'acqua quando arriva, cioè massi enormi, vigili del fuoco, non so se abbiamo il video ma penso di sì, del telegiornale di ieri sera, quando arriva non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Ma cosa succede? Che noi abbiamo gli esperti, e fior di esperti, che dicono attenzione, il territorio è fragile, bisogna soprattutto cercare di mettere in sicurezza gli argini, bisogna cercare di pulire i fiumi, l'ambiente sta cambiando, in 3 minuti arriva tanta di quell'acqua che non ti riesci più a capire dove sei, eppure non viene ascoltato. Perché? Perché il business, caro Zanchetta, è da un'altra parte. Certo. Il business è nel cemento, è nelle opere infrastrutturali. Prego, Boato. Per esempio, va bene fare queste casse di espansione, va bene, però anche queste vanno fatte con molta intelligenza. Per esempio, ci sono delle zone, ex cave o anche agricoltura, che dovrebbero essere utilizzate senza farci delle fosse cementificate come ci sono progetti in questo momento, ma perché se c'è questa piena, e purtroppo con i cambiamenti climatici ce ne saranno sempre di più, ci possa essere l'espansione in queste zone, lì si fa un contratto che costa 1000 volte meno di fare il lavoro di cemento con l'agricoltore, dicendo in quel caso ti paghiamo, è previsto, ti paghiamo il raccolto, perché in quella espansione lì noi non abbiamo fatto nessun lavoro, tu ci rimetti ma poi verrai indennizzato esattamente coi contratti che fanno vedere quanto costa e quanto guadagni, e la natura in questa maniera e l'umanità ci guadagna. Cioè, c'è un modo per gestire la questione acqua impetuosa che può essere anche questo rispettoso dell'ambiente e non casse. Alcune le hanno fatte bene nel Vicentino, alcune le stanno progettando male, in particolare nel Trevigiano. Allora, Boato, io mi ricordo le parole di Remo Mosole, uno dei più grandi cavatori che abbiamo, lo conosco, sì. Il quale ha detto: ma cosa servono queste casse? Abbiamo le cave, sì. Perché non sfruttate le cave? È verissimo, però Boato, esperti hanno detto ma non se ne parla proprio. Perché? Allora, perché? Perché non si può. E allora, quando a casa noi sentiamo che abbiamo gli esperti che ci dicono una cosa e vanno bene i bacini di laminazione, dall'altra parte abbiamo esperti che dicono non vanno bene i bacini di laminazione, fatti là, ideati là, ma vanno spostati, ognuno dice la sua. No, bisogna studiare le cose, ecco, ci mancherebbe altro. Ma a casa noi siamo nella confusione totale. Chi è che ha ragione? No. Se sono due esperti a confronto, sentiamo Zanchetta. L'idea sua, Zanchetta. L'idea mia è quella là di comprendere un paesaggio, un paese, un nucleo abitativo che è nato in uno stato bellissimo e sta morendo in un inferno. Ecco, questa è l'idea mia e non c'è nessun rimedio a questa situazione, perché gli interessi economici e politici sono tali da chiudere le porte e basta. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio, situazione frane maltempo, e poi lo commentiamo. Sì, situazione frane maltempo, ce l'ho qua nella locandina. Strada provinciale 36, località Madean, Valdobbiadene. Le piogge delle scorse settimane, quelle che si stanno ancora battendo sul territorio, hanno provocato una frana che ha portato con sé detriti, castagneti centenari e soprattutto terreno, mettendo in pericolo anche la tenuta della strada, accessibile ma costantemente monitorata. La pioggia è più consistente degli ultimi anni. Una volta faceva la grande pioggia e poi smetteva. Adesso sembra che sia una cosa sempre continua. Il terreno non riesce a prendere talmente l'acqua che logicamente ci crea questo discorso di frane.
L'acqua che scende copiosa in un suolo non più in grado di trattenerla. Il risultato sono le colline che diventano cascate d'acqua che infiltrandosi crea importanti smottamenti. Da Madean saliamo in macchina in direzione Guia, dove le distese di vigneti sono interrotte da piccoli o grandi cedimenti del terreno. Qua c'è l'altra frana piccolina, qua un'altra frana piccolissima, però anche questa sta togliendo i piedi alla montagna. Quindi se non viene rinforzata o prima o poi scivola giù tutto. Questa qua è la prima frana che abbiamo avuto a novembre, che viene tenuta coperta proprio per il discorso che non vada a bagnare tanto sotto. Arriviamo nella località di Moliana, dove un intero versante collinare è franato proprio sotto una strada secondaria. Ha fatto un buon scravascio di acqua e si vede già l'aumento dell'acqua che prende l'acqua delle montagne. Qua abbiamo due affluenti che vanno dentro sul stesso torrente e fanno parte qua della stessa di sottofrana che gli sta mangiando sotto. Se vedete anche qua la forza, la potenza dell'acqua è riuscita a spostare questi massi enormi, perché quando l'acqua dà forza non ha nessun confine e come vediamo là ha cominciato a mangiare ancora sotto. Un clima cambiato, ci raccontano, piogge insistenti e la mancanza di un'alternanza stagionale vera e propria hanno reso le colline UNESCO un luogo fragile da preservare. Necessario investire in prevenzione e mantenere boschi e letti di fiumi puliti. Un terreno argilloso poco roccioso che fatica a drenare la troppa acqua. Centinaia di migliaia di euro i danni degli smottamenti. L'ordine di migliaia di euro non so di lì, io so che sono tanti perché qua bisogna fare la micropalazione di tutte le benedette frane. Adesso al momento sono tutte coperte che non è neanche possibile lavorarci. Le previsioni meteo non danno segnali incoraggianti. Tutti i volontari dell'AVAB della zona sono già pronti per interventi in emergenza, ma le forze sono sempre troppo poche. Per questo il Presidente lancia un appello. Questo è un messaggio proprio per i giovani. Mettetevi nel mondo del volontariato che tutti assieme facciamo squadra. Allora, io ieri ho avuto la Presidente Montedori che alla mia domanda, dove avevo spiegato che un professore di idraulica universitario ha detto che le colline del Prosecco sono delle autostrade per l'acqua, ieri sera è stato fatto questo servizio e ha parlato un vigile del fuoco, che io ho il massimo rispetto per i vigili del fuoco, se non ci fossero dovremmo inventarli, anche se gli hanno tolto tanto potere, che dovrebbero ridarglielo, perché sono preparatissimi e competenti. E poi è successo questo. Zanchetta, come commenta, poi sentiamo Boato questo servizio. Ma noi non possiamo distruggere un territorio come era per 2000 anni e fare tutti i vigneti. È quello che distrugge il territorio. Il territorio deve avere la sua funzione dall'inizio alla fine. Quindi se noi cambiamo un campo e un vigneto sempre più fitto, sempre con nuove iniziative, eccetera, distruggiamo il territorio. Questo nelle foreste. Io prendo l'esempio del Montello, per esempio. Il Montello era un bosco bellissimo, fitto, dove che la Repubblica Veneta si interessava a fare un taglio prestabilito degli alberi che gli servivano e andavano a Venezia. Ma subito al loro posto veniva piantato un altro albero, quindi il territorio non variava mai. Adesso il Montello è un bosco di vigneti. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare una domanda che io dico sempre a chi viene qua che parla di alberi. Cosa mi dicono i tuoi ospiti di quei alberi secchi che sono dentro negli alvei dei fiumi che si potrebbero tagliare? Perché con l'alluvione creano delle dighe sotto i ponti e quelli che arrivano nelle spiagge sono a spese a carico dei cittadini del comune, cioè del comune dei cittadini che siamo noi. Non sarebbero neanche da bruciare, perché il legno, essendo inquinato da tutto quello che versano dai fiumi e dai fabbricati e dai campi con pesticidi, dovrebbero essere tagliati, questo voglio dire. Datemi una risposta, perché danno la colpa ai verdi, ai rossi, ai bianchi,
Ma fanno disastri, dovrebbero essere tolti via quei secchi, almeno quelli secchi dentro negli alvei. Vi ringrazio. Grazie. Giusy, prego Boato. Certo, per forza, insomma, la pulizia degli alvei è la prima cosa da fare e non si capisce perché. Ovviamente ci sono le autorità che non sono esattamente i comuni, sono i bacini, insomma. Allora, questo è uno. Due, attenzione alle cause delle frane, no? È stato già detto adesso, quando tu fai il taglio indiscriminato, alla fine il terreno non tiene più, hai voglia di fare interventi successivi, hai già creato il danno. Ho nominato prima il caso di Refrontolo, ci sono stati anche i morti, ma quello è stato solo il caso eclatante, è un caso ormai generale in tutta la collina della pianura padana. Ci sono interventi da fare sia a monte, ed è questo, mantenere la vegetazione, sia anche a valle quando il danno c'è. Faccio l'esempio, la più grande frana d'Europa, sto parlando degli anni 90, quando io in quel momento ero in regione, era quella di Chiesa, di Lamosano, la più grande frana d'Europa, perché avevano fatto una strada sbagliata e aveva cominciato a scendere. Lì è chiaro che non facevi più in tempo a ripiantare e a bloccare, perché c'erano milioni di tonnellate che uscivano, e c'è stato un bravissimo geologo del Genio Civile di Belluno che ha dato l'idea, e io l'ho sottoscritta e abbiamo fatto, di fare una canaletta sotto la strada che prendesse l'acqua, che ha bloccato la frana, perché le frane scendono quando l'acqua le fa scendere. Quello è stato il caso più eclatante, che però ha dimostrato, attenzione, ci vuole intelligenza, l'intelligenza di quel geologo che era veramente da solo, perché tutti gli davano contro, anche persino gli altri miei colleghi gli davano come assessori, ho dovuto firmare io quella volta, e ha bloccato una frana che stava per distruggere un paese intero, il paese di Lamosano, che è il centro del comune di Chiesa. Mai dire mai, vero, con queste cose strane che succedono. No, ma io dico, ci vuole sia la protezione civile, la geologia, ma soprattutto la prevenzione, se no non se ne va fuori. Però Boato, non le sembra che noi cittadini paghiamo questo? Paghiamo i consorzi di bonifica. Altro che se paghiamo. E io quando li ho ospiti, tutti quanti dicono che investono, che stanno facendo il massimo, che puliscono, ma poi arriva la telefonata, non una ma di più, che dice è sporco, bisogna pulire, perché no? Allora, io vorrei capire anche Boato, lei è stato in regione, è stato assessore, la politica la mastica bene. Cioè, ma la verità qual è allora? No, ci sono... Chi è che controlla non vale... quello che viene fatto e quello che non viene fatto? Io adesso non faccio i nomi ancora perché diventa pericoloso, però ci sono dei consorzi che veramente negli ultimi 20 anni hanno cambiato. Devo proprio dirlo chiaramente, quello che riguarda proprio la zona mia l'ho visto cambiare. Prima cementificavano e facevano veramente danni loro, e adesso hanno cominciato a ricreare situazioni, tipo quelle che ho detto io, piccoli spandimenti eccetera, ma non tutti. Ci sono ancora dei consorzi che hanno la vecchia mentalità, per cui tu quando dici raddrizzo quel canale e lo faccio diventare più scorrevole, non è sempre vero, perché tu aumenti la velocità e fai quello che tu hai detto giustamente, è sbagliato il nome, ma diventa una bomba d'acqua. Attenzione, perché non è vero che basta pulire, bisogna pulire ma anche mantenere i meandri, perché altrimenti madre natura decide che fa un colpo. Zanchetta come commenta le parole di Boato? Perfette, io sono d'accordissimo, è proprio questo che porta allo sconvolgimento del territorio, è proprio questo il non mantenimento del territorio stesso, perché il territorio viene con maniere diverse ma viene distrutto, e di conseguenza le conseguenze sono quelle. Livio da Padova, vai Livio! Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Volevo chiedere loro, ma è il terreno che non assorbe più l'acqua o sono le piogge che hanno reso il terreno che non assorbe più?
Cioè in pratica è nato prima l'uovo o la gallina? Grazie e vi saluto. Grazie caro Livio. Allora chi risponde? Le due cose, ovviamente, le due cose. C'è questo aumento delle situazioni pesanti, no? Concentrate in poche ore, che deriva purtroppo da questioni planetarie su cui noi possiamo intervenire tutti, ma non saremo mai sempre solo noi a risolverle, ma c'è anche la situazione del terreno che è stato desertificato. Le due cose, quello su cui possiamo intervenire subito è il terreno, quello su cui possiamo intervenire solo mettendoci d'accordo a livello di ONU e non a livello di Treviso, per capirci, è il clima. Il clima, ragazzi, sta peggiorando e quindi dobbiamo avere più attenzione al terreno. Allora Zanchetta, tanti libri, vediamo anche le foto che ha portato Zanchetta di questi libri che vanno letti e capiti da persone competenti, perché bisogna anche capire cosa leggi e cosa vuoi leggere. E ecco, cosa insegnano questi libri? Facciamo anche vedere, eccoli là, guardate, li sta vedendo Santa Maria di Lovadina, qua i castelli della nostra terra, poi qui ne ha un altro, i conti di Colfosco. Prego Zanchetta, perché questi libri? La storia poi Perché lo studio del nostro territorio comincia da qua, e far conoscere. Io mi ricordo quando ho presentato questo libro dei conti di Colfosco a Susegana, il sindaco mi ha dato una mano tempo fa, una signora mi ha incontrato per strada e mi ha abbracciato e mi ha baciato e mi ha detto, lei mi ha fatto, no, aveva una certa età, ma ha detto, lei mi ha fatto ritornare indietro quando ero piccola. Lì c'erano i boschi, lì c'erano quelle case antiche, lì c'era la chiesa che è andata distrutta e tutte queste cose qua. Quindi praticamente i libri servono a mantenere un ricordo del passato e anzi prendere esempio da questo passato per andare nel futuro. Ma in questa maniera è come quello che costruisce una casa da una parte e la delfa dall'altra, insomma. Quindi è diciamo un circolo che non finisce più, perché non c'è la conoscenza gli insegnano i telefonini, gli insegnano tutte quelle robe là, però le cose vere, le cose importanti non vengono insegnate, anche perché non ci sono insegnanti nella competenza di farlo. Allora Zanchetta, questa passione quando inizia per il territorio, per un bene comune, come dice Boato, perché il territorio è un bene comune, io dico sempre che il politico passa e i danni che fa poi ce li ritroviamo noi e li paghiamo noi. E non è giusto che lui abbia tutto questo potere e a mio avviso quando sono delle opere pubbliche importantissime dovrebbero fare un referendum, non farci dare a fare referendum sulle trivelle senza neanche spiegarci cos'erano. Pensa che dove sono arrivate, magari non sul fine vita, perché funziona così, che forse avevamo le idee anche più chiare. Ecco, questa passione da dove viene, Zanchetta? Da dentro. Viene da dentro perché fin da quando ero piccolo mi hanno insegnato a questa passione e naturalmente poi crescendo non rinunci a questa passione. È più forte di te. È più forte di te. Battersi per il territorio, conoscere il territorio. Ma conoscendo la storia si trova anche la continuità della storia stessa nei nostri. Invece qui derfono 10 per farne uno. Se lo fanno. Se lo fanno. E sa cosa dico sempre? Che loro sono abituati, allora arriva sta montagna di soldi, ascolta Boato, e fanno cichete, in maniera che riempiono il territorio, ma del cichete però. Se invece prendessero una cosa, la iniziassero e la finissero, forse sarebbe meglio. Invece con sto cichete, noi non vediamo mai soluzione a niente. Opere incomplete, non concluse, montagne di soldi che non si riesce a capire perché e dove. Abbiamo Paola da Padova. Paola? Sì, pronto? Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti.
Allora, non ho sentito dall'inizio, però penso che sicuramente avranno parlato della deforestazione anche nelle città. Padova, per esempio, ha migliaia di alberi, gli ultimi che avevamo li stanno eliminando tutti per questo tram, sia sotto, sopra, perché e la risposta è, cioè, questo grande aumento di cemento. È ovvio che dove che c'è il cemento, anche per un ignorante come me, il cemento non assorbe acqua. Allora, se si continua, ormai Padova non c'è più niente di verde, e ci rispondono che pianteranno cosa di stuzzicadenti. È come dire che un neonato fa stesso lavoro di una persona adulta, che oltretutto se li piantano e di solito li devono cambiare perché continuamente muoiono. Quindi c'è anche però un grande disinteresse perché anche qui a Padova siamo in pochissimi che si muovono per tentare di non fare abbattere anche gli ultimi alberi rimasti, però anche i cittadini non c'è sicuramente movimento neanche dei cittadini. Pronto? Grazie Paola, molto chiara, adesso ti risponde Boato, prego. Sì, grazie mille. Grazie a te. Che non taglino gli alberi di via Friburgo. 7.000 firme. 7.200 e li hanno tagliati lo stesso tranquillamente e senza scopo, perché lei ha parlato del tram, ma lì addirittura non c'era neanche il tram, c'era solo da fare un'altra cosa, una tutela. Ma c'hai già gli alberi che ti tutelano da rumore, perché devi fare una montagnola se hai già gli alberi e tagli quelli? È stato l'anno scorso sta cosa, hanno mosso, qualcuno si è mosso lì, io ho visto le firme, ho visto la gente, i banchetti, non sono arrivato a Padova ma ho visto i video e non c'è stato niente da fare, l'ottusità di certe amministrazioni comunali, non dico di tutte perché ho già detto qui che quella di Treviso per esempio non fa questi danni, è vero, e io non sono del partito del sindaco di Treviso, sia chiaro, è un'amministrazione e sono tante che fanno i loro doveri, ma purtroppo ce ne sono di più che non lo fanno e i cittadini a quel punto devono pretenderlo, devono veramente andare lì nell'ufficio del sindaco e dire di qui non mi muovo finché non mi garantisci che aumenti il verde, non che lo diminuisci in città, perché le città sono nate col verde e un po' alla volta le hanno anche Mestre, no? Era piena di verde, un po' alla volta hanno cominciato a tagliarlo tutto, adesso ne abbiamo un pezzo bello a San Giuliano, però anche lì mettono il circolo nautico, mettono i trasportatori, mettono questo, mettono quello, alla fine gli spettacoli e alla fine anche lì verde tagliano. Allora Boato, però diventa un problema che io penso qualcuno dovrà prendere in considerazione, perché noi abbiamo case sotto acqua, nuovi quartieri residenziali sotto acqua. Hanno scavato sul fondo, anche se non potevano farlo, perché una volta non si scavava, una volta si facevano i granai, si andava per alto una volta. Capite l'importanza? Cioè una volta facevano i granai, non facevano le taverne. E soprattutto capire che noi abbiamo l'urbanistica, che però molti sindaci si tengono, e magari non sono neppure competenti, ma urbanistica vuol dire piani regolatori. Allora, capite bene, voi sapete che io uso sempre e molto spesso la parola urbanistica, perché è quella magica che dà in là all'amministrazione, al sindaco, alla giunta, cosa si può fare, dove si può fare e come si può fare. Ma cosa succede? Se ascoltano l'urbanistica, le zone residenziali non sarebbero fatte, perché in quella zona non potrebbero sorgere, perché non va bene. E fanno la variante. Prego Boato. E fanno le variantine, è la storia di tutti i giorni e i cittadini purtroppo non riescono quasi mai a sapere il contesto generale, c'è solo quelli che hanno bisogno di fare la casa, che premono sul sindaco, il sindaco prima o poi dice va bene dai te la lascio fare e pezzo per pezzo si rovinano le città, mentre la cosa prima da fare dovrebbe essere una grande informazione fra i cittadini con l'amministrazione per dire cosa vogliamo fare della nostra città, come vogliamo svilupparla, abbiamo bisogno veramente di questo o di quest'altro, non voglio entrare nel dettaglio. Queste cose non si fanno quasi mai, si danno quasi sempre per nascoste, addirittura anche ai consiglieri comunali e non solo di opposizione. A tutti
tu parla con un consigliere comunale, quasi sempre ti dice non ne so niente, mi hanno mostrato sta variante, ho detto sì, va bene, e l'ho votata. Ma lo sapevi che in questa maniera qua si poteva fare meglio, in quest'altra maniera? Ah no, non me l'hanno mica spiegato. Fine. È finita là. Allora, questa non è una gestione vera comunitaria. Le città devono essere delle comunità dove c'è un buon padre di famiglia che è il sindaco, non un amministratore che cerca di sistemare gli amici perché così alla fine prende i voti la prossima volta. Avete capito come funziona? Allora, Zanchetta, ecco, le parole di Boato, perciò un politico, un già politico, un ambientalista, una persona che ha fatto anche del suo modo di vivere, ecco, la conoscenza, la salvaguardia del territorio. Ma perché secondo lei queste persone che invece cercano di dare il là per migliorare la qualità di vita di tutti noi, il cittadino non le vede bene? Cioè non è che questo cittadino sia a favore, basta vedere anche i numeri che hanno i verdi, i viola e gli arancioni, come che diceva, ecco, mentre in Germania, in Austria, ecco, sono partiti che hanno dei numeri molto importanti, perché noi a parole siamo bravi. Però invece di seguire Mosè, dopo seguiamo il dio bue dorato, perché ce la racconta bene. Prego, Zanchetta. Per me è solo una questione di voler bene al territorio. Se non vogliamo bene al territorio, se i genitori non abituano i figli a voler bene ai fiori, alle piante, al giardino, all'angoletto di verde che si ha nel terrazzo, ma quando cresceranno cosa gliene frega a loro di questo territorio? Niente, niente. E allora man mano che il tempo va le cose vengono inghiottite dal dio denaro, dal dio per fare in modo che la gente lasci perdere appunto quello che era il comportamento della natura, del territorio. E si comincia dalla propria casa e si va avanti nel proprio paese e poi invece, insomma, adesso io voglio bene al Montello, ma pensate quanti territori sono stati sacrificati per fare dei vigneti. Il Montello è spaventoso, spaventoso, ecco. Però la Presidente Montedoro, che ieri ho avuto, ha detto che non è vero, che i numeri non sono questi, Zanchetta. Vabbè. Perché c'è un conflitto di interesse. Io non l'ho detto, no, io non l'ho detto. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, volevo fare una domanda al signor Boato, sì. Partendo da quello che ha detto poco fa il signor Zanchetta, qualche minuto fa hanno detto una cosa importantissima, no? Cioè che è fondamentale per riuscire a lavorare bene nel territorio per superare i problemi, sapere e conoscere anche bene la storia locale, ma qui è veramente locale, e proprio andando in giro nei secoli proprio, no? È vero infatti questo qua, cioè perché vorrei addirittura diventare una cosa del sentire comune della gente, di ragionare in questa maniera, cioè di portare a livello territoriale anche il potere decisionale. Mi penso che dovrebbe diventare la storia locale una materia fondamentale e importante della scuola, nella scuola media e nel biennio delle scuole superiori. Ma dovrebbe essere, come dire, non studiare in maniera generica l'alto medioevo oppure il Rinascimento, ma studiare per esempio nella vostra zona la storia di Treviso, Oderzo, Ceneda ed Asolo. Dalle mie parti, per esempio Rovigo, studiare la storia di Adria, degli Estensi e della città di Ferrara. Ecco, la mia domanda è questa qua: se Boato ritiene che sia una materia non importante, addirittura fondamentale, in modo tale che la gente conosca il territorio e ragioni di conseguenza, e se per garantire la qualità di questa materia, anzi di questa funzione, perché la materia è più ampia, questa è una funzione, debba essere non interessare il Ministero a Roma, che non può conoscere la storia di Asolo o di Oderzo, ma deve essere interessato e affidare questa funzione a un ente più locale, per esempio la Regione. Cioè, mi penso che se uno vuole andare, e chiudo, se uno vuole andare
a studiare il territorio nella sua storia, per forza è inevitabile interessare i soggetti locali, che può essere il comune, provincia, ma anche la regione. Questa è la mia domanda. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, prego Boato. D'accordissimo, al 1000%. Io ho fatto l'insegnante per 35 anni e questa roba qua l'ho cercata di fare sempre direttamente, pur insegnando economia e diritto, ma c'è modo e modo per insegnarlo, sia con i colleghi di storia e di italiano. È fondamentale, se tu non conosci la tua città non puoi difenderla, non puoi amarla. Se tu non sai, per esempio Mestre, tu non sai che Mestre è nata 1000 anni prima di Venezia, pensi che sia la periferia di Venezia. Se nasci e vedi le cose in questa maniera qua, di Mestre non avrai nessun rispetto, dici tanto non vale niente, ma guarda che lì c'era un Castelvecchio che è nato prima di Cristo, lì c'è un Castelnuovo che nel Medioevo aveva una sua funzione, lì c'era un rapporto con Treviso, un rapporto con Venezia, lì era di Treviso, poi di Venezia, appunto, lì c'erano le ville, a Mestre ci sono 6-7 ville bellissime, ma nessuno se ne rende conto. E poi il giro dei forti, siamo nell'800, no? Non solo Forte Marghera, ma tutto il campo Tricerato. Se tu fai queste cose, soprattutto alle elementari e alle medie, soprattutto perché è lì l'imprinting, allora avrai dei cittadini che prima di buttar giù, di fare disastri, ci penseranno 1000 volte, altrimenti non potrai farlo. Abbiamo Sebastiano da Abano, poi sentiamo Zanchetta. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, lei buongiorno. Buongiorno, appunto il problema è che qua stanno spuntando sempre più case come funghi. È bello che sono degli appartamenti in classe, capisco, in classe A, tutto quello che vogliamo, degli appartamenti da 70 metri quadri che partono dai 350.000 euro fino a 500-600.000 euro. Ma io dico, se io avrei 400-500.000 euro, ma secondo voi io mi vado ad includere in un appartamento di 70 metri quadri? Le vecchie 500.000 euro sono 1 miliardo, che prima tu con 1 miliardo ti compravi una villa con piscina, ora ti viene soltanto un buco di 70 metri perché è in classe A. Benissimo. Poi un'altra cosa, ora da poco si inizia di nuovo con gli incendi. Ora dico, prima che scoppiano gli incendi, si possono fare le pulizie delle terre che poi magari interveniamo quando scoppiano gli incendi, visto che ci sono queste belle giornate, puliamo ora tutti i terreni di tutta Italia in un modo che non scoppiano più incendi, facciamo prevenzione perché abbiamo un sacco di corpo forestale soprattutto in Sicilia, però giusto scoppiano sempre dove c'è tanto corpo forestale. Ma dico, possiamo fare prevenzione prima che viene luglio, agosto e scoppiano gli incendi e roviniamo ettari e ettari di alberi? Volevo un'informazione se mi poteva dire qualcosa. Allora, prima di risponderti andiamo a vedere questo servizio, devo correre perché già l'ora è passata, è stato interessantissimo. Andiamo a vedere cosa dice l'ARPA, andiamo proprio a Udine, primavera piovosa, poi sentiamo anche Zanchetta e Boato. Non è solo marzo ad essere pazzerello, anche aprile e maggio non scherzano. La primavera quest'anno ha tutte quelle caratteristiche di instabilità che la definiscono come stagione imprevedibile. In realtà ci sono 2 anomalie importanti che hanno riguardato l'ultimo mese. La prima è la quantità di pioggia caduta in alcune zone, che è stata ben oltre la media stagionale. Quelle che in gergo non scientifico abbiamo chiamato bombe d'acqua sono divenute nell'ultimo mese fenomeni quasi abituali. Che per quanto riguarda il mese di maggio, questo è stato decisamente, ha visto cumulate piogge in generale sopra la media del periodo. In alcune zone addirittura le piogge rispetto alla media sono state il doppio o addirittura il triplo. Quindi più o meno a livello di giorni di pioggia di maggio siamo stati nella media, però quando ha piovuto diciamo in modo deciso, con tutti appunto gli eventi che hanno caratterizzato questo mare. L'altra anomalia riguarda le temperature che non hanno mai toccato picchi estivi, come invece era accaduto negli ultimi anni nel mese di maggio. A livello di temperatura invece siamo rimasti nella norma, quindi non abbiamo avuto temperature particolari e non abbiamo nemmeno toccato i 30 gradi durante questo mese di maggio, che è una condizione invece
che negli ultimi anni era piuttosto frequente. Insomma, primavera instabile, piovosa e di allerta. Sono ben 8 infatti le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile regionale dall'inizio della stagione, 4 solo a maggio, l'ultima, quella che stiamo attraversando nelle ultime ore, nella continua alternanza caldo-fresco, sole-diluvio. C'è una buona notizia, maggio è praticamente finito. Tombini saltati in balia della pressione dell'acqua, auto in panne e cantine allagate. È l'effetto della bomba d'acqua che ha interessato nel primo pomeriggio Trieste. Tra le zone più colpite proprio il centro storico, da via Palestrina a Galleria Fenice, diventata letteralmente un fiume, da via Svevo nella zona dello Scalo Legnami e del deposito della Trieste Trasporti, tradizionalmente con problemi di drenaggio lungo la carreggiata, fino al sottopasso di viale Miramare, con il consueto lago in cui si rischia di veder spegnersi il motore dell'auto mentre ci si trova al volante. La perturbazione si è esaurita in circa mezz'ora a partire dalle 15:45, ma ha determinato il consueto superlavoro dei vigili del fuoco, coadiuvati in alcuni interventi specifici, cantine e sottopassi, anche dalle idrovore delle ditte specializzate. Il fenomeno ha posto l'accento ancora una volta sul ripetersi di precipitazioni intensissime in un breve lasso di tempo, creando anche disagi a diverse ditte edili che lavoravano sulle impalcature dei cantieri collegati ai bonus edilizi. Allora Gianchetta, da nord a sud, da est a ovest, tutto il territorio, sì. Che ci siano vigneti o che non ci siano vigneti, quando arriva l'acqua arriva dappertutto. Prego. Diciamo che l'educazione del territorio va fatta, cominciando dai bambini, dalle scuole, a quelle robe là, va fatta tenendo presente la situazione del proprio paese. Non occorre andare a 200 km di distanza per vedere un bosco, per ogni posto delle città in cui viviamo ha qualcosa di suo, di interessante. E una volta noi col nostro gruppo andavamo a fare il giro delle mura di Treviso ed era bellissimo, perché oltre al fatto dell'importanza storica di queste mura, erano bellissimi anche gli alberi, era bello il panorama, le acque. E allora, se uno viene abituato in questa situazione, no, è chiaro che porta avanti questa idea anche quando viene più maturo, eccetera. E cercherà in tutte le maniere di salvaguardarla. Per esempio la nostra zona del Castello di Collalto, del Castello di Colfosco, di tutta la zona al di là del Piave, praticamente si è conservata abbastanza, perché non si è ancora distrutto il Colle della Tombola o quelle robe là, ma questo resta. E allora, come per esempio tra poco avremo la festa di Sant'Anna a luglio, no? A luglio, la festa di Sant'Anna, diciamo che a Collalto praticamente una volta si fa anche adesso in misura minore, ma si portava la gente a fare il giro di tutto il bosco che c'era intorno ed era bellissimo, perché c'erano i torrenti, c'erano le strade antiche, c'erano i reperti della guerra, c'erano tantissime cose, ma questo aiutava a voler bene al territorio. Abbiamo Paola da Padova, un'altra Paola, prego. Ecco, buongiorno, volevo dire una cosa riguardo la prevenzione. Sì. Che succedono tante trombe d'aria, tanti allagamenti, tante cose. Quando succede questo, che si vede il tempo che fa matto, si prende la corona del rosario, 3-4 foglie di olivo, è una cosa molto vecchia, però non va applicata. E dopo succedono tutte queste cose. E si prega con la corona del rosario. Quando si dice un'Ave Maria, 2 al massimo, tutto è già troncato, come stamattina iniziava a tempestare, io ho cominciato a dire il Santo Rosario, subito dopo la tempesta è finita, ma neanche iniziata, subito 2 giornetti e basta, e ho cominciato la pioggia, è andata via la pioggia e via il sole.
Grazie cara Paola. Grazie cara Paola, credere, l'importanza del crederci. Prego Boato. Volevo dire una cosa sulle piogge torrenziali. Sì. Non sono in contraddizione il fatto che sta aumentando la temperatura e che ci sono momenti di grande pioggia, sono in collegamento, perché quella grande pioggia, ce l'ha spiegato l'altro giorno Luca Mercalli, che è venuto a Mestre, ha fatto una conferenza stupenda proprio sulla meteorologia, è il riscaldamento del mare che è aumentato ancora di più di quello della terra, il Mediterraneo, e l'evaporazione, e perciò questa enorme quantità di pioggia che si scarica in poche ore. Volevo farlo capire perché siamo attorno a un circuito vizioso in cui la cosa principale è ancora cambiamo modo di lavorare, cambiamo modo di vivere, abbassiamo i livelli di inquinamento. Giulia da Venezia, vai Giulia. Sì Mirella, ciao, buongiorno a tutti. E anche i tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, mi ha colpito quando hai fatto, mi hai sentita fino adesso Mirella? Sì. Quando hai fatto la domanda al signor, non mi ricordo, Zanchetta, che da dove viene questa sua passione, lui ha detto da dentro. Infatti è così Mirella, perché tutte le cose, sia l'umiltà, qualsiasi cosa, non si trova per la strada, ma si coltiva giorno per giorno da piccoli Mirella. Ecco, sono stata molto contenta che abbia dato questa risposta. Allora Mirella, volevo dire, ma se nel Montello era tutto bosco, perché io ho il libro dei zattieri, e che te l'ho detto ancora, è stato regalato a mio figlio anche con la dedica. Era tutto bosco, e perché sceglievano gli alberi migliori per quello che dovevano fare, poi piantavano subito. Ma perché Mirella hanno distrutto questo bosco del Montello per fare i vigneti? Allora io dico Mirella, a questo punto avevi anche un ospite ieri che diceva che non era d'accordo sui vigneti. Allora io adesso Mirella direi, ma perché dobbiamo sacrificare le grave di Ciano, che io non le ho mai viste, e chiederò a mio figlio che mi porta a visitarle, che per questi vigneti. Allora sacrifichino i vigneti Mirella, perché c'è un business con questi vigneti, perché con questo prosecco non ne possiamo più. Allora, con tutto quello che buttano Mirella, i veleni e di tutto e di più, invece le grave di Ciano ci danno vita. Perché adesso ti voglio dire una cosa, Mirella. L'altro giorno sono andata a trovare mia sorella, ho raccolto un bel mazzo di fiori che ho qua nel giardino, le calle di 2 o 3 qualità, i gigli del santo. E gli dicevo, ma guarda, dalla terra, piantando un bulbo, cosa viene fuori? Completevamo questo mazzo di fiori. E allora Mirella, perché dobbiamo distruggere tutto in questa maniera? Io dico, dobbiamo reagire che non facciano più niente. Allora Mirella, ti ringrazio, ti saluto, vi auguro buona giornata a tutti e anche ai tuoi cari ospiti che hai là, che sono 2 persone molto bravissime, tutti quelli che porti nella tua trasmissione. Grazie cara Giulia, grazie infinite della telefonata, fa piacere sentire come il spettatore a casa ascolta attentamente, vuole dire anche la sua nel bene e nel male, poi ognuno si fa le proprie riflessioni naturalmente, certo, perché non tutti la vedono da una parte ma bisogna vederla da varie angolazioni. Quello che però traspare è che le persone vogliono essere coinvolte, ecco, questo traspare, vogliono poter dire la loro, certo, vogliono parlare, però caro Boato hanno eliminato anche i comitati di quartiere, se non sbaglio, una volta c'erano, poi siccome questi comitati molte volte dicevano no, allora questi no creavano dei grossi problemi all'amministrazione, allora la cosa più semplice, via tutto e decidiamo noi. Ci avete eletto? Perfetto, sì, ma ti ho eletto, ma non è che puoi fare proprio tutto quello che vuoi spudoratamente delle volte. Prego Boato. La democrazia deve durare tutti i 5 anni, non solo il giorno delle elezioni.
perché abbiamo visto tra l'altro che in questa maniera la gente va sempre meno a votare, perché c'è questo disamore soprattutto tra i giovani, pericolosissima sta cosa, fra i giovani. Bisogna che le amministrazioni trovino i modi, anche i più semplici, perché ormai si può fare in mille maniere, anche con internet tante volte, di fare in maniera che la gente si esprima sulle scelte, sulle proposte, prima di farle, non dopo. E allora dici no, perché l'hanno già fatto e dici non sono d'accordo. No, prima. Preferite che sia fatto questo o quest'altro? Preferite che si faccia questa cosa o che non si faccia? Un grattacielo sopra il viale San Marco oppure no, oppure un parco giochi, eccetera. Queste cose vanno fatte perché la democrazia non è un gioco. Non possiamo giocarci le città sulla base di interessi solo di piccoli gruppi. Dobbiamo fare in maniera che il popolo, demos, il popolo, decida, crazia, decida. Grazie a Michele Boato, portavoce Associazione Ambiente Bene Comune. Sentiamo come ci saluta Tarcisio Zanchetta, presidente gruppo archeologico del Montello. Io so che c'è Salvi Perin che vuole parlare dei castelli di Collalto, ma abbiamo sentito questi 3 castelli, abbiamo visto anche il video dall'inizio, ma i trevigiani conoscono la storia dei castelli di Collalto, del castello di Collalto? No, non conosco niente. Meno male, no, perché veramente ho sentito Rovigo, Vladimiro, che ha detto ci sono 3 castelli, poi un altro a Leone, mi sembra, da 3 baseleghe, ma la storia vera, il trevigiano appunto la conosce di questa bellezza che ha 2 passi da casa. Perché nel studio della storia viene sempre fuori qualcosa che potrebbe essere più interessante, e col più interessante lascia perdere tutto il bagaglio che ci portiamo dietro da centinaia di anni del nostro territorio. E se noi cominciamo a conoscere bene il nostro territorio, partendo dalla storia, ne avremo anche più rispetto. Grazie anche a Tarcisio Zanchetta, grazie a Michele Boato, grazie pubblicità. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pine, you know how E grazie a Valeria Macchione, artista e performer di contorsionismo yoga, perciò una roba veramente incredibile, assieme a Paola Volpato, artista. 2 donne, parleremo di donne in questa
terza parte, questo contorsionismo macchione che dobbiamo fare, Valeria, non ne possiamo più, per far capire che riusciamo a fare di tutto e di più, però veramente delle volte fanno fatica a capire certi uomini l'importanza di questa donna che ce la stanno veramente mettendo tutta per migliorare anche la qualità della vita. Tanto complimenti Valeria, veramente grande, brava, ma soprattutto questa passione. Questa mattina parliamo di passione, anche una passione veramente importante. Da quando è iniziata, Valeria? Allora, innanzitutto buongiorno Mirella, grazie per avermi invitato e buongiorno a tutti. Allora, è vero, si tratta proprio di una passione, di un grande amore, una folgorazione. Fin da bambina ero appassionata di danza e facevo danza contemporanea. Poi col tempo, diventando grande, ho abbandonato, anche perché ho studiato, ho fatto altre cose. E poi un giorno mi sono avvicinata allo yoga e lì ho capito di essere particolarmente flessibile e mi sono appassionata non solo alla disciplina dello yoga, ma anche alle posizioni, all'aspetto artistico della disciplina. E quindi a seguito di un viaggio in India, dove ho avuto modo di praticare questa disciplina in modo approfondito, mi sono avvicinata al contorsionismo. Ho iniziato a studiare, ho avuto modo di apprendere da una grande contorsionista che è stata la mia insegnante e così un po' alla volta è nata diciamo la mia performance, la mia pratica, e che per me la mia arte è il mio modo di esprimermi, è il mio essere più profondo, è un qualcosa che mi dà tanto, che mi riempie la vita, le giornate. La mia giornata è fatta di allenamento, adesso ho finito da poco, allenamento 3 ore al giorno, creazione di personaggi, di nuovi stili caratteriali, così di caratteri, ascolto di musiche, preparazione di coreografie e così, e poi ci sono gli spettacoli. Valeria, ma la domanda anche che si faranno anche a casa, me la sono fatta anche io, però questa flessibilità è già nel DNA? Tu nasci già con questa predisposizione, perché diciamo la verità, non tutti ci riescono, deve avere anche, essere nata anche con una certa movimento molto veloce, molto agile. Cosa dici? Allora, un po', devo dire la verità, un po' sì. In effetti io sono anche molto flessibile nelle articolazioni, faccio queste cose, cioè le ho sempre fatte fin da piccola e sono molto... sì, insomma, più flessibile degli altri, però le assicuro, Mirella, che c'è tantissima disciplina e tantissimo allenamento, le dico veramente 3 ore al giorno, tutti i giorni, senza ferie, non so come. Tutti i giorni 3 ore al giorno? Sì, tutti i giorni 3 ore al giorno, tra riscaldamento, respirazione, stretching e poi il vero e proprio allenamento, sì, circa 3 ore. E senza l'allenamento, come anche in altre discipline, in altri sport, sì, il talento ha la sua parte, ma senza allenamento non serve a niente. Allora, io nella prima parte avevo Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto, che lui è molto arrabbiato anche con chi di dovere sono i ministri che si occupano di sport, perché lui sostiene che lo sport andrebbe insegnato, lui poi viene dall'atletica leggera, addirittura dagli asili, cosa che io condivido tantissimo. Non è possibile iniziare a fare discipline sportive dalla 4ª classe in poi. Lo trovo sbagliatissimo. Cosa ne pensa Valeria? Sono assolutamente d'accordo, anche perché c'è il modo per far avvicinare i bimbi anche molto piccoli alle attività sportive, anche attraverso il gioco o delle attività che non sono magari pesanti o necessariamente competitive, ma che
fanno proprio nascere la passione spontaneamente nel bimbo verso l'atletica piuttosto che verso la danza, la ginnastica, le arti marziali, quello che è. E, anche secondo me bisognerebbe cominciare da piccoli, e lo sport anche poi negli anni successivi alle medie, alle superiori andrebbe sostenuto, incoraggiato. Meno male, perché è una voce autorevole anche la sua, che la riporterò anche il Presidente Ponchio, perché questo Presidente ha bisogno anche di supporto per portare avanti, ecco, questo sport che è entrato nella Costituzione nel 2023, ma deve essere supportato anche da tutti noi, perché il futuro sono dei nostri bambini, i nostri ragazzi che devono assolutamente fare sport, devono muoversi. Abbiamo un'obesità infantile che terrorizza i pediatri, nessuno ne parla, pochissimo, e poi sentiamo che qualcuno decide che lo sport si può fare a scuola dalla quarta in poi, perciò è una cosa incredibile. Adesso salutiamo anche Paola Volpato, artista, vediamo anche questo quadro. Grazie a Paola Volpato di essere qui, un'altra donna che con l'arte si esprime. Prego Paola, vediamo anche il quadro che ci fa vedere appunto e ci ha mandato. Prego Paola, cosa stiamo vedendo? Questa è green leaking, che sarebbe il verde si scioglie. Praticamente sono due quadri, questo e l'altro, che sono simmetrici. Questo è ad olio e l'altro è d'acrilico. E sono partita dall'idea appunto di fare una cosa è un po' lungo. Questi sono degli acquerelli invece, dove c'è, dunque il tema è PAN, cioè il tutto, dove è un progetto molto ambizioso, dove ci sono tutte le creature viventi che condividono lo spazio terrestre della vita. E quindi, uscendo dalla centralità della figura umana, sto cercando diciamo di entrare nel senso che noi siamo parte di tutto questo vivente, e tutti gli esseri viventi sono fatti allo stesso modo. Quindi è una esplorazione che ho voluto iniziare dopo il Covid. Ho cominciato questa fulminazione, questa folgorazione, diciamo, questo grande intenso, diciamo, comunicazione, diciamo, camminando sotto gli alberi, stando in mezzo un po' da sola, no? In mezzo alla natura, ma gli alberi in particolare, c'è stato proprio questa comunicazione di essere parte di questo grande gioco della vita, e quindi ho decentrato proprio la centralità che avevo prima verso la figura umana. Dall'Accademia in poi ho sempre vista come protagonista, ed è stata un po' spostata su tutti gli esseri viventi. Diciamo che questo è un percorso molto lungo, nel senso che non basta capirlo, deve essere qualcosa che ti viene anche come ispirazione, e quindi sono, diciamo, in questo percorso, in questa ricerca, che appunto parte dalle piante, dai vegetali, tutte le erbe selvatiche, quelle che noi calpestiamo, quelle che non conosciamo. Cioè mi sono accorta che man mano, mentre entravo in questo percorso, capivo quanto siamo ignoranti, quanto ignoriamo le creature viventi che ci circondano, come se noi fossimo un'altra cosa. Brava Paola Volpato per aver capito, ecco, hai spiegato anche l'importanza della natura, dell'ambiente. Poi ne riparleremo con un'altra domanda, ma abbiamo Antonio da Padova. Vai Antonio. Pronto, buongiorno Mirella, e buongiorno anche agli ospiti. Beh Mirella, io riesco a stare un giorno in giardino e una settimana chiuso in casa. Cioè, piove sempre e non riesco neanche a fare niente perché devo sistemare una baracchina così di legno. Io non so a Padova, qua sta diluviando in questo momento. Guarda Mirella, io ne ho le balle piene, ho detto balle. Ma tutte ste robe, la cosa, come si chiama, l'intelligenza artificiale, e il robot, e il 5G, e tutte... Ma chi è che gli ha chiesto queste robe qua? Io vorrei che ci fosse il sole naturalmente. No, tante boiate che si inventano a questi momenti qua, e poi dopo non puoi neanche andare fuori perché, e poi ti vedi anche perché ti senti che c'è l'acqua in casa. Però abbiamo il 5G, cavolo.
Lei pensa, Mirella, che per far funzionare bene il 5G molti alberi vengono tagliati perché gli alberi danno fastidio al 5G? Mettiamoci d'accordo. Vogliamo la botte piena di acqua. Bisogna che facciamo, la natura deve fare il suo corso. Noi non possiamo essere dei dei per regolare la natura. Purtroppo noi altri adesso siamo chiusi in casa perché piove sempre. Però abbiamo i 5G, Mirella, hai capito? Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio. Guarda, fai un po' di contorsioni come ti sta insegnando Valeria Macchione, oppure comincia a dipingere, perché ne avremo di tanti giorni chiusi in casa se continua così. Veramente è meglio iniziare a fare sia le contorsioni, la pittura, la scultura, dobbiamo inventarci qualcosa e stare in casa purtroppo. Però la mia domanda, Paola Volpato, è anche questa. Prima io ho iniziato proprio dall'inizio a parlare di ambienti, di natura. Quanto importante è per un artista la natura? Lei ha detto gli alberi mi ispirano. Prego Volpato. Diciamo che la natura, la realtà, le cose che ci circondano sono fondamentali per l'ispirazione, per me. Noi siamo frutto di tutto quello che viviamo naturalmente e quindi quello che respiriamo. Io sono venuta a abitare, sono di Venezia Mestre, sono venuta a abitare qui proprio perché qui c'era la natura, c'erano le passeggiate nelle campagne, c'erano i fiumi, c'è il fiume Marzenego, c'è il fiume Moson che passano vicini, e Marzenego proprio attaccato a casa mia. Ed erano pieni di alberi, anche se tutta una parte selvatica di campagna, di terra, diciamo, qua intorno. Ho visto una piantina di Noale di 50 anni fa, era la rocca centrale con tutto il centro storico, un po' di casette intorno, tutta circondata da verde, tutto il resto era verde. Adesso nel giro di 50 anni tre lati, tre angoli di questa città sono diventati tutti quanti zone commerciali, zone cioè industriali, dove fanno aziendali, e poi la parte quarta dove invece la parte di qua dove c'è un po' meno, però stanno tagliando tutti gli alberi e io ho fatto anche diverse lettere, scritto anche sui giornali che appunto hanno tagliato 150 alberi lungo il fiume, cambiando completamente, devastando quello che era il bioclima, la bellezza proprio, perché io credo che la bellezza sia fondamentale per l'essere umano, perché la bellezza ispira qualcosa che tu non puoi, di cui tu non puoi fare a meno, ti dà il perché della vita. Quindi quando noi diciamo hanno tagliato gli alberi, chi se ne frega perché tanto va bene l'ossigeno, ma non è solo l'ossigeno, ma certamente l'ossigeno, lì vicino passano le strade, hanno fatto superstrade, macchine, camion, traffico tremendo che fa puzza, quando vai là se tagli anche gli alberi te la respiri completamente. Ma anche la bellezza, perché la bellezza nutre. Lì andavano infatti, quando c'è una zona così bella, tutti vanno là a camminare, no? Adesso hanno tagliato, non ci va più nessuno, ci va molta meno gente, perché ecco, per dire che è sottovalutato questo aspetto, anche dal punto di vista proprio della crescita, come dire, dell'animo tuo, il ritrovare il tuo animo quando sei lì, cioè tu ti riscontri come essere vivente, naturale, che ha delle sensazioni e che la vita, ti risuona la vita che c'è fuori della natura, quella che c'è dentro di te, che è però molto profonda, non è una cosa, è una cosa di cui non possiamo fare a meno. Ecco, questo io ho capito. Perciò è non una è violenza, ci sentiamo violentati, Paola, proprio nel proprio io. Come persone. Sì, è una cosa molto, molto più complessa di quella che crediamo. Come tutte le cose sono collegate, no? Quello che è il tema di questa mostra, cioè noi siamo collegati al fatto che tagliano. Io quando hanno tagliato questi alberi, tanto per continuare su questo esempio, visto che l'ho cominciato, io non sono riuscita a andarci più per 1 anno e mezzo e piangevo quando l'hanno tagliata. È una cosa incredibile da dirsi, io non sono una che molto sentimentale, assolutamente. Però devo dire sono rimasta ferita come se mi avessero tolto una parte di qualcosa che apparteneva alla famiglia, alle mie più salde affetti, no? E questo
Così, fatto perché così non si sa per quale motivo futile, perché poi questi alberi probabilmente o davano fastidio per la manutenzione, quindi fai tutto piatto, fai prima a tagliare l'erba, oppure perché devi fare su un po' di soldi per la legna, non lo so, 500 Però, euro per Paola, raccogliere. qualcuno dice il mondo va avanti e il paesaggio cambierà in continuazione, però non è possibile che tutto questo potere che hanno questi amministratori, questi politici, perché loro ci dicono ci avete votato, noi siamo stati votati dagli italiani. Intanto gli italiani non votano solo da una parte, ma votano in tante parti, non è che uno rappresenti tutti gli italiani, a mio avviso. Seconda cosa, noi votiamo non per deturpare, per cementificare, ma noi votiamo anche per conservare, per salvaguardare. Forse sono parole che in politica usano poco. L'etica nel decidere anche delle cose delicate, che poi le conseguenze le paghiamo noi, Paola, perché il politico passa, come ho detto, ma i danni che fa li paghiamo noi poi per anni ai nostri figli. Tanto lui chi se ne frega, viene anche premiato perché promuovere per rimuovere o rimuovere per promuovere, anzi diamo anche delle cariche molto importanti. Per questo dico attenzione quando andate a votare. Allora, siccome il tempo corre, andiamo a vedere anche il secondo video che ha portato Valeria Macchione, perché è proprio brava Valeria, e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. Infrared to see me move through the night. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny all I, 'cause you're the only one to make me fly. Sex bomb, you're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Baby you can turn me on. Now don't get me wrong, I ain't gonna do you no harm. This bomb's for loving and you can shoot it far. Main target, come and help me ignite. Love struck holding you tight. Make me explode, although you know the route you go to sex me slow. I guess I must react to claims of those who say that you are not golden. Sex bomb, you're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. You can give me more and counting up the score. Allora, Valeria Macchione, tempo fa noi abbiamo sentito di queste atlete, queste ginnaste che si erano rivoltate contro la propria insegnante perché aveva modi molto bruschi, molto duri, ecco, delle discipline ferree anche nell'alimentazione, nel peso, ed avevano contestato questa situazione. Lei che viene anche da queste situazioni, nel senso che sa di cosa si parla, il peso, il mangiare pochissimo, però serve proprio una disciplina così ferrea, perché bisogna vedere anche la medaglia da ambo le parti. Cosa vuol dire ecco, fare un contorsionismo oppure questa ginnastica anche estrema per raggiungere l'obiettivo della perfezione, il peso, la dieta? Prego. Allora, la questione del peso è controversa, nel senso sì, è vero, bisogna essere comunque magre, longilinee, e più una persona è leggera, più è in grado di sostenere il proprio peso in posizioni di isometria. Questo è chiaro e non c'è bisogno di insistere, di ripeterlo.
Comunque la disciplina sta nel non mangiare cose che possono fare ingrassare o fare male. Devo dire la verità, io mangio un po' di tutto, non è che sto attenta a pesare. Ecco, lo ripeta, brava Valeria, è arrivata dove volevo io. Non è che non si deve mangiare, perché lo dicono gli esperti. Prego Valeria. Non bisogna, sì, le classiche schifezze, insomma, quelle non bisogna mangiare, quelle fanno ingrassare. Gli zuccheri fanno ingrassare, mangiare molti zuccheri, ma mangiare la carne, il pesce, le uova, insomma le proteine, le vitamine, i carboidrati assolutamente non fa ingrassare, anzi sono tutti elementi che vanno a sostenere la fibra muscolare e che ci permettono poi di fare lo sforzo, di compiere il gesto atletico, altrimenti uno dopo una settimana è senza energia, si trova senza muscolo e non fa più niente. Quindi poi è vero che ci sono situazioni in cui qualche ragazza, soprattutto quelle più giovani, scivolano nel disturbo, insomma, mentale. Lo diciamo anche. Sì, è vero, succede e questo è sbagliato, non va assolutamente incoraggiato e va curato. Con cosa? Con l'educazione alla salute, l'educazione alimentare, che sono elementi che fanno parte dell'educazione fisica, anche questi. Cioè, saper mangiare bene, sapersi regolare, saper avere il buon senso di quando c'è il momento di mangiare il dolce, lo si mangia, ma nella maggior parte delle giornate non lo si fa. Questa è educazione alimentare che dovrebbe riguardare gli atleti, ma anche i non atleti, cioè tutti noi. Molto chiaro. Abbiamo Leone da Trebasele, che Valeria, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Leone. Grazie, saluti i tuoi ospiti. Allora hanno detto che la bellezza salverà il mondo, Mirella. Allora speriamo che sia vero. Speriamo che ci sia tanta bellezza. Mangeremo tutti come mangia questa signora. E così dopo diventeremo tutti belli e dopo avremo tutti la pace. Allora io quest'anno andrò a votare, voterò un partito che nel nome c'è pace e spero che facciano la pace, altrimenti dopo prenderò un bottone dalla mia collezione di bottoni e andrò a sbatterlo in testa. A proposito di bastonare, c'è la signorina Ilaria Salis, che è in Ungheria, era andata in Ungheria per fare una dimostrazione contro i nazisti. Allora lei era andata assieme a altri due tedeschi. I tedeschi sono stati processati molto velocemente, hanno pagato e sono liberi. La nostra invece lì è più di un anno. Come mai? Il problema è che l'ambasciatore tedesco si è occupato del tedesco, mentre l'ambasciatore italiano non si è occupato dell'italiano, come non si occupano mai di niente, perché il problema che abbiamo anche è che i nostri ambasciatori ci costano più del doppio di quelli tedeschi, però quelli tedeschi fanno il loro dovere e i nostri no, perché il padre di Ilaria Salis aveva mandato un pacco di vestiario perché che la figlia si potesse cambiare, l'hanno mandato all'ambasciata. Un anno dopo il pacco era ancora nell'ambasciata. Allora, siccome io sono stato all'estero, intendo di queste cose. In chiusura. Io sono stato maltrattato, qualvolta sono andato in un consolato o ambasciata italiana. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone, adesso andiamo e chiudiamo con Valeria Macchione e poi con Paola Volpato. Ecco, l'importanza della disciplina. Cos'è la disciplina per Valeria Macchione? Ma soprattutto ci vuole anche una disciplina mentale nella regola giusta, però. Prego Valeria. Allora, la disciplina è fondamentale se si vuole ottenere un risultato, la disciplina e soprattutto la costanza, perché non serve a niente allenarsi tantissimo un giorno alla settimana e poi gli altri giorni non fare niente. Bisogna essere disciplinati, costanti, darsi delle regole e avere una routine quotidiana sostenibile
che non sia troppo pesante ma che ci consenta comunque di migliorare tutti i giorni. Questa è la cosa che io dico sempre anche a chi mi chiede come faccio, come può fare per avvicinarsi, non so, a una disciplina sportiva intensa, è la costanza e la sostenibilità degli allenamenti quotidiani, tutti i giorni. Poi, però Valeria, io dico che però lo yoga ha preso molto piede in pochi anni, diciamo veramente che una volta si sentiva poco, invece adesso tantissime persone fanno yoga, forse hanno capito che oltre al corpo fa bene anche allo spirito. Prego. Sì, va anche un po' di moda, bisogna dirlo, in questo periodo va anche un po' di moda. Sì, lo yoga fa benissimo al corpo e allo spirito. Ed è un valido sostegno per gli atleti che fanno un'altra attività, perché aiuta il corpo a ripararsi, proprio a mettersi a posto, è fondamentale per la respirazione soprattutto, e anche per chi ha problemi di schiena, problemi fisici di un qualunque tipo, lo yoga fa proprio da terapia. Perciò questo è il messaggio che lancia Valeria Macchione, artista appunto di contorsion yoga, perciò avete visto che miracoli riesce a fare con questo corpo, ma questo allenamento costante, perché bisogna dire anche questo, ecco, sacrificio, però i risultati poi arrivano. Grazie a Valeria Macchione, vediamo come ci saluta Paola Volpato, vediamo anche la locandina di questa mostra. Prego Paola Volpato, come ci saluta? Dunque, saluto cercando di comunicare questo fatto. La locandina, Paola, se vuole parlarne. Sì. Allora, questa mostra inaugura sabato questo alla loggia, Palazzo della Loggia di Noale, e alle ore 18:30 ci sarà una presentazione nella sala consiliare e poi si andrà a vedere la mostra sotto, al piano sotto della loggia, e ci sono molti quadri, molti disegni, molti monotipi, perché soprattutto io sono partita proprio dallo stampare le piante e lavorare sulle piante selvatiche. Dopodiché appunto l'ultimo lavoro che ho fatto ad olio invece sono due, sono simmetrici, volevano essere questo cavallo rosso che esce da questa natura, che è un po' la vita, che esce da questa natura che intanto si scioglie. Questo è il concetto di questo green leaking che ho fatto. Poi accanto a questo ci sono molti disegni ad olio che non vi ho mandato, ma che sono già in parte esposti, e che anche lì si vede la bellezza della natura, degli alberi, degli animali, questo convivere degli animali all'interno di questo magma generale. E questo è un percorso che sto facendo e che credo sia molto importante per me, molto difficile, perché mi accorgo che alla fine siamo abituati a pensare in un altro modo, bisogna cambiare proprio il modo di pensare, sentire quanto sia importante appunto la bellezza, e quello che diceva prima, la pace certamente, e anche la prepotenza invece è indice proprio di un essere fuori dal... Certamente non siamo allineati, diciamo, con quello che è l'esperienza delle antiche civiltà che davano questi messaggi. Grazie anche a Paola Volpato, artista, grazie tanto anche a voi, siete sempre preparatissimi, grazie ancora a Valeria Macchione. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pollo fritto dorato. La frittura è un metodo diffuso in tutto il mondo e usato già nel 2500 a.C. in Egitto. Naturalmente in tale paese si usava l'olio di semi. Già nell'antica Roma si friggevano i cibi, dolci o salati che fossero, solitamente nell'olio di oliva. Una ricetta del periodo, le frictilia, è la probabile antenata delle attuali chiacchiere o bugie di carnevale. Ingredienti per 4 persone. 4 cosce di pollo, 4 sottocosce di pollo, un limone, 2 uova, un cucchiaio di panna, 6 pomodori maturi tagliati a pezzetti, una cipolla, prezzemolo tritato, pangrattato fa abbondante, olio di oliva, sale, pepe. Spremete il limone.
Salate e pepate i pezzi di pollo bagnateli con il succo di limone e lasciateli riposare coperti per 30 minuti circa. Intanto, in una terrina, sbattete le uova con la panna. Asciugate i pezzi di pollo. Passateli nell'uovo e nel pangrattato. In una padella friggete il pollo in abbondante olio ben caldo per pochi minuti. In modo che si dorino in superficie. Trasferiteli nel forno a 180 gradi e cuocete ancora per 15-20 minuti. Salate i pomodori. Pepateli. Conditeli con un filo di olio. Servite il pollo con i pomodori. Decorate con fette di cipolla e cospargete con abbondante prezzemolo. E buon appetito!